TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Da poco dopo le 6:30 di oggi, giovedì 23 gennaio, i vigili del fuoco stanno operando lungo la strada Triestine in località Canoghera, a Favaro Veneto, per uno scontro frontale tra un'auto e un mezzo pesante. Purtroppo è deceduto un automobilista. I vigili del fuoco, arrivati da Mestre con 2 squadre, hanno messo in sicurezza il teatro incidentale e iniziato le operazioni per estrarre e disincastrare l'auto dal camion. Il personale sanitario ha solo potuto constatare la morte della persona alla guida. Illeso invece l'autista del mezzo pesante. Ancora in corso le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco. In corso anche i rilievi della polizia locale che ha anche deviato il traffico. Ancora cronaca. È stato individuato all'aeroporto di Venezia un passeggero proveniente da Laos, anziano ed insospettabile, che nelle 2 valigie nascondeva 6,5 kg di eroina confezionati come snack per bambini. La Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l'aerostazione Marco Polo di Tessera hanno fermato l'uomo, che era già stato individuato come viaggiatore cosiddetto a rischio. Una volta iniziato il controllo dei documenti, le evasive risposte circa lo scopo e la durata della sua permanenza a Venezia hanno indotto ad approfondire il controllo. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il passeggero è stato tratto in arresto e portato presso la casa circondariale veneziana a disposizione dell'autorità giudiziaria. La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 180.000 euro. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. A pochi giorni dal bollino azzurro, l'urologia di Portogruaro ha ricevuto un altro riconoscimento di prestigio, il bollino arancione, assegnato dalla Società Italiana di Urologia SIU. Si tratta di una seconda certificazione che attesta l'eccellente lavoro svolto dall'equipe di urologia di Portogruaro diretta dal dottor Michele Amenta. Grazie all'acquisizione delle nuove tecnologie mini-invasive, come la chirurgia laparoscopica e robotica, spiega il dottor Amenta, nell'urologia dell'ULSS 4 è possibile sempre più spesso trattare questa patologia senza dover asportare l'intero organo, ma solo il tumore, e qualora sia necessaria la rimozione completa di murene, questa viene svolta quasi sempre senza il classico taglio, bensì attraverso piccoli fori sull'addome, con tecnica laparoscopica o robotica. Voltiamo pagina. Mercoledì 29 gennaio il Palaturismo di Jesolo ospiterà l'evento Il dialogo interreligioso Via di Pace e le speranze dei giovani, organizzato dall'Associazione Culturale Monsignor Giovanni Marcato in collaborazione con l'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia e patrocinato dal Comune di Jesolo. L'iniziativa prenderà via alle ore 6, 16 e 15 e vedrà salire sul palco diversi relatori per un'occasione di confronto sul tema del dialogo interreligioso come strumento di pace, focalizzando l'attenzione in particolare sulle speranze e il ruolo dei giovani. A dialogare e a confrontarsi con queste testimonianze vi saranno gli studenti delle classi quinte del Liceo Montale di San Donà di Piave e dell'Istituto Cornaro di Jesolo. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.